fulmine a ciel sereno, da ieri sera ha messo in stato di agitazione la comunità del Manzanese. Grazie alla segnalazione di una persona, a chi vi parla amica, è venuta a galla una clamorosa indiscrezione. L'ex albergo Natisone di Manzano, da tempo dismesso e al centro di una complicata vicenda, potrebbe nelle prossime settimane diventare la casa dei profughi. Sempre grazie alla nostra gola profonda abbiamo saputo che nei giorni scorsi si è svolto nella zona un conclave segreto tra sindaci del Manzanese e alcuni rappresentanti dell'area pro clandestini. Dalla riunione è emerso come la struttura dismessa cada a fagiolo, riqualificandola in centro di accoglienza. Per dovere e diritto di cronaca, già in passato questa struttura ospitò dei migranti per un breve periodo, ma le condizioni dell'epoca erano ben diverse rispetto alle attuali. Al nostro cinguettio e post si è scatenata la bagarre perché tutti presi in contropiede. La domanda nasce spontanea: come mai le amministrazioni comunali di Manzano, Corno, San Giovanni, Butrio, mondo della Chiesa affini trovano subito gli accordi per collocare a carico del contribuente i clandestini, mentre per le persone in difficoltà si rimanda al mittente la patata? Risposta chiara e trasparente: le persone bisognose non rendono, mentre i clandestini pecunia non olet. La confusione regna sovrana in tema clandestini, mentre il nostro governo centrale ci racconta che Bruxelles è sacra, prendendo tutto per oro colato, l'Austria decide, senza porsi il problema, di sospendere Schengen a tempo indeterminato, rimettendo i posti di controllo di polizia lungo la sua frontiera. Una decisione presa per fermare l'ingresso incontrollato di migranti all'interno del suo territorio. Non solo, ma chi elude il controllo e colto in fallo dalla polizia austriaca viene automaticamente rispedito al mittente senza se e senza ma. Pure la Slovenia nelle ultime ore ha fatto sapere che è pronta a rimettere i controlli lungo la frontiera. In Svizzera, stato extracomunitario europeo, i rifugiati dovranno consegnare fino a 1.000 franchi svizzeri, circa 900 euro, dei loro beni per pagare le spese di accoglienza. Da noi si pensa solo alla pancia piena, vedi il caso di Gorizia, dove l'amministrazione comunale è stata lasciata sola a sbrigare il problema. Non solo, ma il sindaco Romoli si è preso pure una denuncia per razzismo da parte di quei soggetti che invece di togliersi le fette di prosciutto dagli occhi pensano bene, anzi attuano bene, il concetto di zona degradata, dove allestire tendopoli per far sì che il denaro di papà Stato arrivi direttamente dal via senza iter burocratico. Questa è la verità: i clandestini sono la nuova lampada di Aladino, il cui sfregamento evita la crisi e l'andare in bolletta. Tutto il resto sono chiacchiere da bar.